pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania Trantino, buon pomeriggio a lei. Oggi abbiamo numerosi argomenti da affrontare, naturalmente poi daremo spazio ai nostri ascoltatori, al WhatsApp 342 74 55 005 e alle vostre mail Sicilia24Focus @telecolor.it. Prima di tutto, sindaco, questa mattina al Ciminiere si è discusso di prospettive di sviluppo e coesione per il territorio di Catania, è un'iniziativa della CISL, ha aperto i lavori Maurizio Attanasio, che è il segretario generale della CISL Etnea. Sindaco, che cosa ci aspetta? No, è stato un momento di confronto, come tanti altri ne facciamo nel corso dell'anno, in cui devo dire che abbiamo guardato un po' insieme quel che stiamo facendo. Loro hanno molto apprezzato il lavoro di questa amministrazione, ci chiedono, come è comprensibile, che sia una maggior concertazione nella fase di programmazione e quindi ci veniamo incontro reciprocamente. Quindi vi sentirete più frequentemente? Sì, sempre, no, ma sempre, questo accade sempre. Accade già sempre. Allora, il 3 luglio è una data da cerchiare con il rosso, perché dopo anni di abbandono e lavori interminabili riaprirà finalmente i battenti l'anfiteatro romano di Piazza Stesicolo, ne abbiamo parlato più volte qui. La cerimonia è prevista nel pomeriggio del 3 luglio, come ha anticipato lei stesso, sindaco, a Focus qualche venerdì fa. Il Comune di Catania gestirà l'importante monumento perché prende l'affidamento dalla regione siciliana. Questa è davvero una bella notizia per i turisti, che sono già numerosissimi a Catania, ma anche per i cittadini, no? Guardi, questa è una cosa di cui andiamo molto fieri, perché dall'inizio di questa amministrazione abbiamo subito noi cercato di capire come si potesse superare l'impasse determinata dalla chiusura dell'anfiteatro romano, perché era veramente triste, amaro vedere tutti questi turisti affacciati senza poter entrare. Abbiamo compreso che la regione siciliana non aveva la forza per riuscire a riaprirlo con le proprie risorse, con le proprie energie, intanto di personale, e quindi ci siamo inventati questa possibilità di convenzione affinché lo gestissimo noi. Devo dire che subito tanto il parco archeologico quanto la sovrintendenza quanto l'assessore Scarpinato ci hanno dato la loro adesione. Abbiamo cominciato i lavori e finalmente il 3 giugno sarà l'ora X, chiedo scusa, il 3 luglio sarà l'ora X e apriremo i nuovi cancelli. Per quel giorno sarà gratuito, anche se ovviamente contingenteremo gli accessi. Ho avuto la disponibilità dall'avvocato Galati, presidente del conservatorio, per avere alcuni orchestrali all'interno del teatro per eseguire, anche per accompagnare il cammino con qualche quartetto d'archi. Insomma, penso che sarà un bel momento di restituzione alla città di uno dei suoi elementi più simbolici. Non c'è dubbio, assolutamente. Vabbè, non è che possiamo fare tutte cose positive, però, sindaco, adesso note dolenti. È la corsa contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura, stiamo seguendo tutto di ora in ora, e il GIP nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari, ha motivato il provvedimento della chiusura della discarica di Lentini. In sostanza, lo riassumiamo in brevissimo, dice, ha parlato di comportamenti ambigui da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi in città nel frattempo non decolla la differenziata, malgrado i suoi ripetuti appelli che noi abbiamo trasmesso, e da lunedì si preannuncia un'offensiva da parte vostra contro gli incivili, cioè contro chi non fa la differenziata. Allora, andiamo per ordine. Innanzitutto quello che scrive il GIP a proposito delle ambiguità delle amministrazioni non è riferito all'amministrazione comunale, ma è riferito alla regione. Mi permetto di dirlo perché so che oggi c'è stata una nota abbastanza incisiva del presidente Schifani, che lamentava questa mancanza di comunicazione fra due uffici della regione che hanno dato il via a questo problema che si è scatenato venerdì scorso. Scusi se ne interrompo, signor. Questo riferimento è alla regione. Allora, adesso per quanto riguarda Catania, prima che lei intervenga, se non le dispiace, le farei vedere il servizio di Tonino De Mana. La catastrofe igienico-sanitaria è stata evitata, ma basterà un minimo intoppo nella gestione dei rifiuti per scatenare l'inferno e ripiombare nell'incubo. In attesa dei termovalorizzatori, se ne riparlerà tra 3-4 anni, Catania ed oltre 200 comuni della Sicilia orientale vivono nel limbo, navigano a vista e a volte affogano nell'immondizia.
Lo stop imposto dal Tribunale di Catania alla discarica di Lentini, le successive ordinanze di Schifani e il conseguente caos sulla raccolta indifferenziata sono l'esempio di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Lo mette nero su bianco anche il GIP Stefano Montoneri, che nel provvedimento di chiusura del sito di Codavolpe, ora riaperto, parla di contraddizioni e comportamenti procedurali ambigui e ondivaghi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il magistrato fa riferimento anche alla Sicula Trasporti, in amministrazione giudiziaria, stretta in una situazione paradossale, tanto da dover interrompere l'attività per evitare di operare in modo illegittimo. Intanto, Catania cerca di ritornare alla normalità con gli autocompattatori che da 48 ore fanno la spola con la discarica di Lentini per smaltire le tonnellate di spazzatura riversate in strada. Per fronteggiare nuove emergenze, il comune ha deciso di utilizzare il pugno duro contro gli incivili. Da lunedì i rifiuti non conformi non verranno più ritirati e i trasgressori saranno segnalati alla polizia locale. La repressione è così l'estremo tentativo dell'amministrazione Trantino per alzare l'attenzione e i numeri della differenziata, che sono i seguenti. Lotto Sud gestito da Supereco 48%, Lotto Nord gestito da Ecocar fra 39 e 40%, Lotto Centro affidato a Gema intorno al 30%. Troppo poco. Nel senso che all'Otto Sud questa quota di differenziata mi sembra troppo alta. Il problema è soprattutto all'Otto Sud. Eccolo qua, guardi, lo vede adesso in sì, tutto e schermo. l'Otto Sud assolutamente è il più basso di tutti, quello dell'Otto Sud. Non è 48. All'Imbrino, San Giorgio no, è il nostro problema, è il nostro tallone d'Achille. Secondo lei su cui quanto dobbiamo siamo? No, non lo vado a quantificare, ma siamo veramente messi malissimo sull'Otto Sud. Quindi lì è la zona debole. Sì, però vede, direttore, perché quando si parla di differenziati e indifferenziati ho paura che la gente non percepisca il significato reale che c'è dietro questa espressione, lasciando stare il discorso del rispetto per l'ambiente, lasciando stare il discorso anche delle opportunità energetiche che offrono la differenziata. Già sono due temi, due argomenti che sarebbero dirimenti trancianti a favore della differenziata. Certo. Ma ce n'è uno molto spicciolo, di natura economica. Noi in questi 3 giorni abbiamo raccolto 1200 tonnellate di indifferenziata. 1200 Se tonnellate. noi, per dare dei numeri, se noi facessimo bene le differenziate, queste 1200 tonnellate sarebbero state non più di 80-100 tonnellate, perché la gente purtroppo continua a mettere quello che vuole nell'indifferenziata, quando invece dovrebbe mettere il vetro col vetro, la carta con la carta e la plastica con la plastica. 1200 tonnellate significa un costo mostruoso che non paga il sindaco Trantino, ma paga la città di Catania. Costo mostruoso che significa meno servizi, costo mostruoso che significa meno capacità di dare risposte alla manutenzione strada, alla manutenzione verde, alla manutenzione marciapiedi. Anche tari altissima. Tari altissima, che non riusciamo noi a diminuire, perché oltre il fatto che in molti non la pagano, c'è anche il fatto che non riusciamo a diminuire la quota di indifferenziato. Ma siamo veramente così cretini da continuare su questo versante? Quindi, sindaco, scusi, possiamo dare un suggerimento, come si dice, proprio basilare? Allora, differenziamo vetro, allora, nel momento in cui noi differenziamo il vetro, la plastica e i metalli che vanno insieme e la carta, già noi queste cose le potremmo tranquillamente tenere nei balconi di casa per una settimana, perché non fanno cattivo odore, non provocano pertanto pericoli di germinazione di animali. A quel punto noi abbiamo l'organico, ma l'organico va a parte, 3 volte alla settimana viene raccolto, rimarrebbe l'indifferenziato. L'indifferenziato praticamente è il nulla. Certo, bisogna semplicemente una questione di organizzazione mentale. Se la facciamo bene vinciamo tutti quanti. Adesso noi è quasi oramai in fase di finalizzazione il progetto di comunicazione martellante che lanceremo, perché mi sono stancato di questa, non la chiamo più mancanza di senso civico, è mancanza di intelligenza. Però lei qualche volta qui ha parlato di raccoglitori, per usare una parola un po' generica, che potrebbero essere installati o nei condomini o in altre zone. Sì, questo è un'idea assolutamente, quella dei carrellati. Però vede qual è il problema? Perché molti dicono, soluzioni ce ne sarebbero tante, molti dicono perché non mettete i cassonetti intelligenti? Non lo possiamo mettere il cassonetto intelligente, perché il catanese nel momento in cui apre col microchip il giorno della plastica, poi mentre c'è butta tutto il resto con i sacchetti non cippati. Quindi è una questione mentale, una questione di intelligenza, di rispetto degli altri. E santo Dio, però non vogliamo capire che stiamo noi compromettendo il futuro di questa città. Già abbiamo un problema
problema non indifferente con il luogo in cui andare a conferire, perché tra poco la Sicula Trasporti non prenderà più i nostri rifiuti se continuiamo a portare tutto questo indifferenziato. Abbiamo un problema determinato da una politica regionale che per anni non ha voluto realizzare l'inceneritore e oggi ci troviamo quindi schiavi delle discariche. Rispetto a tutto questo io non posso offrire soluzioni con la bacchetta magica perché chiaramente ho dei poteri limitati, però nel momento in cui tutti quanti facciamo il nostro dovere state sicuri che il problema emergenza non sussisterà più. Se noi vogliamo stare invece in una condizione di precarietà che poi alla fine si riverbererà contro tutti, allora continuiamo così. Continuiamo con coloro i quali ospitano turisti che quindi dal turismo dovrebbero vivere la loro condizione di sostegno finanziario, che continuano a buttare attraverso le donne di servizio i rifiuti già compreso l'organico e indifferenziato a mezzogiorno di ogni giornata. Non funziona così. Bisogna adeguarsi organizzativamente a un nuovo impianto, a un nuovo metodo che faccia completamente trasformare il nostro modo di agire. Non basta neanche forse la sola comunicazione. Oggi, questa mattina al Teatro Massimo stiamo cercando di immaginare un videoclip con un concerto di alcuni orchestrali del Teatro Massimo in mezzo a una discarica. Vogliamo dare proprio l'esempio che la città non è più in condizione di sostenere questo ritmo. Io l'altro giorno semplificativamente concludevo con una frase che ribadisco oggi: dipende da noi se vivere da uomini tra uomini o se invece vivere tra blatte e topi. Dopodiché non venite a pigliarvela col Comune di Catania, non venite a pigliarvela con nessuno, perché dipenderà e sarà solo colpa vostra. Non c'è altro da aggiungere e passiamo invece a un altro argomento che riguarda ancora però i rifiuti, perché paradossalmente si trovano anche all'interno del cimitero monumentale. Abbiamo documentato scene di ordinario degrado con tombe invase dai rovi, locule al buio, predatori di metallo che rubano ogni cosa, dai cavi di rame che adesso vanno molto purtroppo nel mondo, diciamo così, irregolare, alle fioriere. Vediamo. Signor Sindaco, poi ci sono i barboni e noi abbiamo paura. Io specialmente che vengo da sola con l'autobus, senza macchina, l'altro giorno mi sono nascosta, se non era per una signora che mi aiutava. È il grido d'aiuto di chi si reca al cimitero di Catania per far visita ai propri cari. Quest'esile signora si avvicina alla nostra telecamera, quasi cerca un conforto per raccontare la sua esperienza, con la speranza che la sua voce possa contribuire ad alzare il livello di sicurezza e di attenzione all'interno del Camposanto. Un luogo che disagra ben poco, con quotidiani furti di fiori, fioriere, grate metalliche e cavi di rame, con i predatori di metalli che non conoscono ostacoli e ritegno, tanto da lasciare al buio da mesi un'intera area, quella delle cosiddette colombaie. Dall'affollato Ponte di Ognissanti, dove si cerca di dare una parvenza di decoro e normalità, sono trascorsi 7 mesi in cui l'erba è cresciuta sempre più, ricoprendo tombe e vialetti. Cataste di legno abbandonate, bottiglie di plastica, rifiuti di ogni genere, sterpaglie, come vedete alla mia destra, che ricoprono ogni cosa. Eppure non è una strada qualsiasi di Catania, siamo all'interno del cimitero monumentale. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma anche in presenza e un coro unanime, ognuno ha da raccontare qualcosa. Onestamente abbiamo paura perché ora è estate, no? E per gli incendi, queste cose, c'è troppa spazzatura. Sono arrivata al cimitero e mi hanno rubato i fiori di mio papà, il mazzo dei fiori. Che se ne devono fare questi fiori? Addirittura dove c'è mio papà, che sono nelle colombaie, manca anche la luce. Perché hanno rubato tutti i fili della luce e gliel'ho messa io a spese mie, quella con le batterie. È una vergogna che rubano i motti. Là vicino al deposito si ci buttano tutti i vasi, cadere. Si ruba e scompare di tutto, persino la dignità da queste parti è scomparsa da un pezzo. Sindaco, lei. Io credo che non ci sia nulla di più emblematico di quel che ha detto giustamente l'ultimo catarese intervistato. È una vergogna che rubino ai morti. È veramente incredibile come alla fine non ci si arrende neanche rispetto alle anime di chi vorrebbe riposare in pace e li sottraggono questo momento di riposo levandogli i fiori, levandogli i vasi. Aveva ragione la signora, ma che se ne fanno? Io non so se sono delle manifestazioni vandaliche, non lo so, però cerchiamo di capire effettivamente l'amministrazione cosa deve fare, perché sul tema
su cui ha centrato parte del servizio Tonino De Mana, e certamente la ragione dipende da noi, la questione dei rovi, la questione del verde abbandonato. Noi stiamo cercando di modificare l'impianto di irrigazione, però vede, è un po' la conseguenza di quello che dicevamo prima, della mancanza di risorse che dobbiamo destinare a tutte quante i rifiuti. E penso che basta un minimo di intelligenza per capire che non è un alibi del sindaco, è una condizione finanziaria determinata da tanto tempo. L'altra volta una signora mi ha detto: sindaco, a me lei piace perché dice una cosa ovvia ma che nessuno mi ha detto prima, che bisogna rispettare le regole. Forse il fatto che ci sia stata molta disattenzione, che ci sia stato molto lassismo, che ci sia stata molta superficialità ha inciso sulla catanesità di adesso. Nel momento in cui cercheremo di stringere il cerchio, e per farlo abbiamo bisogno di più forze, e i 180 vigili che noi assumeremo entro l'anno dovrebbero esserci congeniali. Io mi auguro che cambierà il registro, però non è attraverso la sanzione che una città cresce, ma è attraverso quella cultura civica, il desiderio di essere partecipi di un percorso di crescita in cui tutti hanno da vincere. E allora a quel punto è certo che dobbiamo dare risposte diverse e che le potremo dare, ma soprattutto che non ci sarà bisogno di darle laddove la gente chiede solo che non si rubino le cose morti, che non si rubino le grate, che non si rubino i ferri, perché sì, noi adesso vediamo se riusciamo a garantire un po' più di sicurezza attraverso il ricorso a guardie private, ma non so se abbiamo risorse per pagarla, adesso lo vedrò. Ma non c'è bisogno di arrivare a questo, non c'è bisogno di arrivare alla repressione di queste bestie che rubano il ferro lì, che lo rubano nei tombini mettendo a repentaglio la vita delle persone, perché poi veramente fanno scattare dei meccanismi reattivi per cui potrebbero accusarmi di essere un violento, io che non lo sono, però fanno indignare queste cose. Direttore, sono veramente stanco. Ci fermiamo provvisoriamente qui e guardiamo un momento la pubblicità e poi ritorneremo, parleremo di altro. State con noi, pomeriggio con il sindaco. Poi la lasciamo, non è che stiamo tutto il pomeriggio, non la teniamo qua. Bentornati all'appuntamento con il sindaco. Quella che state per vedere è una buca, anzi qualcosa di più, eccola qua, che si trova da tempo in via Duca degli Abruzzi, quasi all'incrocio con la circonvallazione. L'asfalto è sprofondato, lasciando questa buca enorme che con il passare del tempo è stata anche ricoperta dai rifiuti, vedete? Oltre a transennare l'area in questione, tutto però è rimasto fermo in attesa di interventi. Un nostro ascoltatore ci ha segnalato il pericolo, si chiama Francesco Panebianco, lo ringraziamo. Cosa possiamo rispondere all'ascoltatore? No, ovviamente siamo a conoscenza di questo problema, tant'è vero che le transenne sono nostre. Si tratta di una buca provocata da lavori dell'Enel che hanno fatto passare dei fili, evidentemente non hanno provveduto come avrebbero dovuto al riempimento di questa buca. Abbiamo già intimato all'Enel di provvedere nel più breve tempo possibile e quindi attendiamo che ci diano riscontro quando interverranno. Questa è via Duca degli Abruzzi, sì. Ricordiamolo soprattutto chi è in motorino, perché lì naturalmente è più pericoloso ancora. Allora, adesso le vostre domande, le vostre richieste al 342 74 55 005 e alla mail Sicilia24Focus, eccola qua, @telecolor.it. Chiediamo le videocamere a Piazza Asciuti e via del Carmine. Le videocamere non risolvono nulla, soprattutto dove il conferimento dei rifiuti avviene a causa di soggetti che a piedi si recano a farlo, perché non potremmo mai ricorrere a sistemi di riconoscimento facciale perché sono vietati dal nostro sistema normativo. Quindi le telecamere semmai servono all'inizio di via Corridoni, perché chiudendo al traffico la strada, e stiamo aspettando l'allaccio dell'Enel visto che già i varchi sono stati montati, evidentemente limiteremo l'accesso di auto e quindi di persone, potremmo essere un pochettino più attenti. Ma non dimentichiamoci che gran parte di questi rifiuti, visto che provengono dalla zona, devono provenire dai ristoratori, e allora su questo discorso poi dobbiamo aprire un capitolo diverso, perché quelle associazioni che sono venute comprensibilmente a trovarmi per implorare che non venisse chiusa Piazza Federico di Svevia, io vorrei vederle però in queste occasioni, affinché insieme studiamo un metodo per garantire la pulizia e il rispetto del conferimento dei rifiuti da parte appunto dei ristoratori, perché là ce ne sono tantissimi bravi, ce ne sono altri un po' più disattenti, e voglio essere elegante, che poi pensano di poter lasciare quel che vogliono, e questo non può succedere.
Altri messaggi, altre domande. Buongiorno signor Sindaco, credo che in un paese civile sia inammissibile vedere lo spezzettamento delle strade una volta a settimana. Il centro storico non è solo Piazza Duomo. Allora, quello che dice questo signore o questa signora è vero in parte, innanzitutto perché un solo giorno alla settimana in alcune strade, in altre strade 3 giorni, non è certamente il servizio di spazzamento per me ideale. Però non dimentichiamoci che noi ereditiamo una condizione determinata da un bando di gara che non era un bando ottimale, anzi ricorderà questo teleascoltatore che prima di provvedere alla rimodulazione del contratto in molte strade non esisteva neanche lo spazzamento, quindi abbiamo profuso il nostro massimo sforzo e siamo arrivati a questa soluzione che non è una soluzione che mi accontenta, perché una città pulita dovrebbe avere garantito lo spazzamento ogni giorno, non una volta alla settimana, e quindi ha ragione, però alla luce del contratto che abbiamo potuto noi stipulare in forza della gara che era stata aggiudicata, non siamo potuti andare oltre. Laddove potevamo andare oltre l'abbiamo fatto. Non so se adesso, con i soldi che ci giungeranno dalla Regione entro il 30 luglio per gli extra costi dei rifiuti, possiamo in qualche modo fare qualcosa in più sul tema dello spazzamento, perché io spesso passando da alcune strade mi chiedo ma come facciamo noi a non intervenire più assiduamente. Speriamo quindi naturalmente che si possa fare. Allora vediamo ancora altri messaggi. Buongiorno, visto che lei è a capo della città metropolitana di Catania, perché non utilizza la polizia provinciale per perseguire i concittadini incivili che buttano qualsiasi cosa senza rispetto per le regole? Perché mi vergogno a dirlo. Perché la polizia provinciale della città metropolitana di Catania conta su 5 unità. Aia, risposta già data. Vediamo se ci sono altri messaggi. Via San Paolo, zona passaggio a livello senza barriere. La natura dello stesso crea una perenne colonna di auto che arriva presso la rotatoria San Nullo. Basterebbe allargare il PL, visto che la FC, la ferrovia, non ce la fa, non arriva più alle stazioni Cibali. La devo guardare questa cosa, non sapevo che fosse il passaggio a livello a creare questa strettoia, io pensavo che fosse la gobba, il dislivello che si genera subito dopo il passaggio a livello. Voglio verificarla e devo capire se si può fare, perché possiamo chiedere a FCE. Deve farlo FCE, non lo dobbiamo fare noi, ma lo posso sollecitare. Può sollecitarla, perfetto, andiamo avanti, quindi i vostri messaggi ottengono qualche risultato. Buongiorno, l'immondo spettacolo degli immobili comunali di via Bernini, spreco di pubblico denaro dei contribuenti, e della discarica a declivio sul largo Bordighera. Sindaco, ponga rimedio, grazie. Allora, la prima parte non è vera. Non sono immobili comunali, sono immobili appartenenti a privati, sequestrati in questo momento dall'autorità giudiziaria. Tutti gli immobili su via Bernini sono immobili sequestrati. Ci piacerebbe tanto intervenire, anche perché mi dicono hanno un certo pregio architettonico, ma non lo possiamo fare proprio perché non riguardano noi. E sono bloccati per il momento. Sul lato a declivio di largo Bordighera invece stiamo già immaginando un'opera di riqualificazione che inglobi tutta la piazza, tutto largo Bordighera, perché obiettivamente è troppo malandato per i miei gusti, e quindi ho chiesto che tanto quello quanto Parco Falcone vengano rivitalizzati. C'è sempre quel problema di risorse, però ho detto che su questo le dobbiamo per forza trovare, perché noi non possiamo aprire tra poco il Parco Sanzio, che dico sempre spero diventi presto Parco Famà, che sta avvenendo meraviglioso per come i catanesi possono vedere, e poi lasciare le zone circostanti a verde in queste condizioni. Sì. Così. Va bene, ancora importante queste affermazioni del sindaco, e adesso un altro messaggio. Buon pomeriggio sindaco, cosa posso fare io, oltre che riprendere i condomini del mio palazzo, per farli rispettare la differenziata? Detto più volte non ascoltano, posso denunciarli? Come? Avessimo tanti di questi catanesi propositivi forse risolveremmo il problema, perché poi la verità è che laddove c'è qualcuno lo accusano, ma tu sei amico del sindaco, ma tu fai lo sbirro. Purtroppo non posso dare dei suggerimenti su cosa possa fare. Io laddove ci sia bisogno sono pronto a venire anche alle assemblee di condominio, parlo di condomini un pochettino più numerosi, per espormi come faccio sempre, con un'espressione che a me non piace, per metterci la faccia, per cercare di dare un mio contributo rispetto alla soluzione del problema, facendo capire visibilmente per qual motivo si deve cambiare regime. Quindi
però se questa persona, non so, mi immagino se in quel palazzo ci saranno tanti bambini, tanti figli di questi condomini indisciplinati, coinvolgere loro, perché i bambini sono invece ricettivi, perché nelle scuole il messaggio passa, coinvolgere loro, girare per tutte quante le case con questi bambini con un fiore dicendo per favore la fate la differenziata per noi, potrebbe essere anche un bel segnale. Bel messaggio, chissà che non venga accolto, ce lo auguriamo. In chiusura, Sindaco, una lieta notizia per gli appassionati di calcio e non soltanto: il Comune di Catania, lo diciamo agli ascoltatori, ha installato un maxi schermo in piazza Federico II per assistere all'incontro di calcio Italia-Svizzera, valevole per gli ottavi di finale dell'Europeo in corso di svolgimento in Germania. Ma soprattutto per fare dopo una serata, il pomeriggio boomer, perché una volta esistevano i pomeriggi giovani che ci portavano a ballare, non lo possiamo chiamare giovani, lo chiamiamo boomer, con tutti i DJ che hanno caratterizzato la nostra gioventù e che si alterneranno alla console, in uno di quei tanti passaggi che facciamo per far riempire la piazza. Domenica avremo un altro spettacolo, lunedì ci sarà Bosso con le musiche di Pino Daniele, insomma c'è una bella rassegna che andrà avanti. Beh, boomer ne so qualcosa, Sindaco. L'aspettiamo in piazza, direttore, a ballare con noi. Verrò sicuramente. Intanto ricordo agli ascoltatori che noi ci rivedremo fra 3 venerdì. Venerdì 19 luglio sarà di nuovo con noi il Sindaco Trantino, che ringraziamo ancora anche per essere state con noi oggi. Ci rivediamo il 19 luglio. Buon pomeriggio, buona prosecuzione.